Oggi il nostro orgoglio napoletano ha il nome di Marco Ferrigno. La sua famiglia da 300 anni è al servizio dell'arte presepiale. Ciao Marco. Buongiorno. Vorrei darti il benvenuto e darti il benvenuto anche a nome di Napoli Flash 24 chiedendoti: artisti, si nasce o si diventa? Un po' tutte e due. Si nasce sicuramente perché in noi artisti è innata la passione e l'amore per questo lavoro. Si diventa perché si apprendono delle tecniche, si personalizzano e quindi un po' si nasce e un po' si acquisisce. La tua azienda ha saputo integrare alla tradizione un tocco di attualità, introducendo statuette di personaggi noti con un'eco mediatica internazionale. Dove e soprattutto quando nasce questa idea? Allora, nasce nel lontano 1992, l'ideatore fu mio padre Giuseppe, il quale ebbe questa brillante idea di introdurre in quell'anno il personaggio di Antonio Di Pietro. E nel corso degli anni si è anche un po' perfezionata, infatti oltre a quello di attualità adesso facciamo il personaggio del proprio caro. Infatti tu ci puoi portare 3 foto, un frontale, un profilo e una della persona da riprodurre e noi facciamo il tuo pastore che tu puoi regalare all'amico di turno, al tuo compagno, al tuo capo. Marco, il personaggio che ha riscosso maggior successo in questi anni? Ce ne sono tanti, sicuramente sotto l'aspetto politico il più venduto che ha poi è diventato un vero evergreen è Berlusconi. Un altro è il coro ingrato di Higuaín, ma ce ne sono tanti e tanti altri, il Papa Francesco II quando ci fu appunto la sua nomina a Papa, ma tanti e tanti personaggi che si sono rivenduti, però uno che rimane veramente forte è stato quello sotto l'aspetto politico. E se oggi qualcuno dovesse chiederti una statuetta di Higuaín ancora con la maglia del Napoli, tu lo faresti? Come, caspita, perché no? Devo dirti che lo facciamo anche con la maglia della Juve, il che è peggio, e ti devo dire che è anche uno tra i più venduti. A Napoli c'è una folta colonia di juventini. Il presepe si racconta in 1000 modi, ma sono 2 le scene protagoniste assolute: la grotta della Natività e quella dell'osteria. In qualche modo la rappresentazione del bene e del male. Sicuramente. Ci racconti una formazione ideale di personaggi attuali per un'osteria rivisitata, con i tuoi personaggi, quelli che hai creato tu, quelli di attualità. La rappresentazione della natività è sacra, dall'altro lato, quindi sotto l'aspetto quotidiano, mettiamo un po' di personaggi che si contraddistinguono in questo periodo. Sicuramente Donald Trump, che potrebbe essere un ottimo oste, quindi padrone di casa che riceve tutti i suoi commensali. Uno dei commensali potrebbe essere il dittatore nordcoreano dal nome impronunciabile, l'altra sicuramente una donna, il ministro Boschi. Poi ci sono tanti e tanti altri personaggi che potrebbero essere, metteremo sicuramente qualche giocatore come Higuaín, ma anche, che devo dirti, Buffon, Icardi, e dall'altra invece come Scugnizzi sicuramente i 3 tenori del calcio Napoli, quindi Insigne, Ciro Mertens e Callejon. Ci troviamo all'interno del laboratorio dell'azienda Ferrigno. Con noi Ganesh, Teo e Giusy. Ganesh è occupato in questo momento a riprodurre fedelmente, possiamo guardare anche la foto, la bella Briana, un nostro noto personaggio. Chiediamo invece a Marco di raccontarci come ancora oggi, dopo tantissimi anni, loro realizzano i pastori. La tecnica è sempre la stessa, nel senso che i materiali usati sono sicuramente l'argilla, seta di Salleucio, legno e diciamo colori a base di terra. Il procedimento diciamo che è molto semplice, si modella la testa su un disegno, su una foto, su un'immagine. La cosa importante è che si vede, sono estrapolati gli occhi, perché in un secondo momento noi applicheremo gli occhi di cristallo realizzati da Luca, uno che manca all'appello. Teo appunto sta facendo questo procedimento, come vedete gli occhi vengono realizzati con le piccole sferette di vetro, dopodiché con una pazienza molto certosina vengono incastonati a modi brillanti e vengono poi fatto questo bianco che è uno stucco particolare per le palpebre. Il tutto viene messo su un corpo in fil di ferro ricoperto di canapa, alle cui estremità vengono messe delle mani e i piedi in legno, come si vede,
e il tutto viene poi vestito con le famose sete di San Leucio. Per quelli pochi che non conoscono San Leucio, è un piccolo borgo medievale in provincia di Caserta, che ancora oggi, dopo 150 anni, vengono realizzate le stoffe in maniera molto molto artigianale, molto diciamo particolare. Anche i colori e le varie tonalità sono molto particolari e sono le migliori per quanto riguarda proprio il tipo di uso per le figure presepiali. Il nostro tuffo nel passato finisce qui. Abbiamo passeggiato fra argilla, legno e sete di San Leucio, fino alla terracotta di Sarri, Amsic e Sofia Loren. Ti vorrei salutare, Marco. Posso darti un bacio? No, figurati, anche lui. E ti pregherei, se vuoi, se lo desideri, di lasciare un appello ai telespettatori di Napoli Flash 24. Più che ai telespettatori, a tutti quelli che ci vogliono venire a visitare. Sicuramente San Gregorio Armeno adesso è qualcosa di molto particolare. Non venite soprattutto a Natale, ma venite in questi periodi dove potete perdere un po' più di tempo e con la calma necessaria visitare il nostro laboratorio, e non solo, tutte le bellezze architettoniche, storiche che ci circondano. Grazie ancora, Marco. Grazie a voi. Ciao. È Natale tutto l'anno a San Gregorio Armeno. È Natale nelle botteghe pensose e negli artisti che le popolano. È Natale nel clamore di novembre e dicembre e nel silenzio degli altri mesi. È Natale nei pensieri, nei sogni e nei progetti. È Natale nell'operosità delle mani che dentro le botteghe ogni giorno dell'anno continuano a coccolare le loro opere. Oggi il nostro orgoglio napoletano è il nome di Marco Ferrigno. La sua famiglia da 300 anni è al servizio dell'arte presepiale.